Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti e bentrovati a Olbia in questa bella biblioteca simpliciana per la sesta edizione del premio letterario Città di Olbia, organizzato dalla biblioteca e dall'assessorato alla cultura del comune di Olbia con il contributo della regione Sardegna. In apertura vi informo che questo momento, questa serata, viene trasmessa in diretta sul canale YouTube della biblioteca. Ogni anno vogliamo iniziare questo momento davvero molto atteso per tutti gli scrittori, per tutti i partecipanti, dove protagonista sarà la cultura e quindi le parole con la musica che è cultura, e desideriamo iniziarlo con un artista davvero straordinario e originario di Olbia. Lo accogliamo con un fortissimo applauso, Marino De Rosas. Marino De Rosas, come detto, è originario di Olbia, è un chitarrista autodidatta. Dall'età di 14 anni ha iniziato a suonare la chitarra elettrica, poi dagli anni 80 si è dedicato a quella acustica, componendo brani originali ispirati alla musica popolare dell'area mediterranea e sarda in particolare. La sua musica è il racconto della nostra terra, attraverso i suoni della sua chitarra, capace, grazie alla sua maestria, di creare immagini e atmosfere del presente, ma anche suggestioni del passato. Un giorno un uomo ha visto pastori transumanti come un fiume bianco che scorre dal monte al mare. Ha visto una regina su un cavallo splendente fra la sua gente nel giorno della festa. Ha visto isole in mezzo al mare come uomini soli. Ha visto luoghi in festa con cavalli in corsa sfrenata e colpi di tabelle e salve di fucile. Ha visto un bimbo addormentarsi al canto di una nenia e sognare paesi stranieri. Ha visto il mare gettare sulla riva suoni lontani. Ha visto gente bere cannonau nelle bettole e mamuntones saltare. Ha visto cieli d'oro con canti di vento e canti di fontana, col canto nel cuore di una chitarra leggiadra. Ha visto pescatori stanchi meriggiare nella marina dopo mezzogiorno. Allora l'uomo ha preso una chitarra e si è messo a suonare.
Grazie, davvero complimenti Marino De Rosas, che ascolteremo ancora nel corso della serata. Adesso desidero ringraziare gli organizzatori di questo premio letterario, innanzitutto lo staff della Biblioteca Simpliciana diretta da Marco Ronchi. Vi chiedo veramente un forte applauso per tutti loro, perché svolgono davvero un lavoro molto impegnativo ed importante. Grazie naturalmente all'assessore Sabrina Serra, che saluto, ringrazio e invito a raggiungermi. L'assessorato alla cultura infatti ha deciso di investire anche in questa biblioteca, e il lavoro che è stato svolto finora è davvero degno di nota, perché vi do soltanto alcuni numeri. La biblioteca quest'anno ha organizzato 3 rassegne letterarie, tutte davvero di grande successo, sul filo del discorso, incontri d'autunno, primavera con gli autori, per un totale, pensate, di 36 serate tra presentazioni di libri, reading, spettacolo, incontri con gli autori, davvero tutte serate molto partecipate. Tra gli ospiti ne cito soltanto alcuni: Enrico Loverso, Beppe Servillo, Dori Ghezzi, Giancarlo Giannini e Chiara Francini. Insomma, davvero un lavoro impegnativo, ma lo staff della biblioteca non si è limitato a questo. Sono stati fatti infatti diversi laboratori, alcuni anche con la collaborazione delle scuole. Assessore, spesso si dice che la città di Olbia non investa, l'amministrazione non investa in cultura. In realtà questi numeri smentiscono queste voci, no? Sì, intanto buonasera a tutti, anche io ringrazio intanto la giuria per il grande lavoro svolto, tutto il pubblico e veramente di cuore tutto il nostro staff e tutti i dipendenti del Comune di Olbia, che lavorano veramente con impegno e con passione all'interno di questa biblioteca, perché altrimenti tutto questo non sarebbe possibile. Sì, i numeri dicono il contrario, forse prima era così, oggi non è così, nel senso che in questi anni veramente abbiamo dedicato tante risorse alla cultura, siamo consapevoli che non sono sufficienti, che bisogna investire ancora di più, e come ormai si dice frequentemente, di cultura si mangia. Certo, sì, di cultura si mangia, non è più solo una cosa elitaria o settaria, ma anzi deve essere una cosa alla portata di tutti, ed è per questo che l'attività porta avanti attività per qualunque genere, qualunque gusto e qualunque fascia di età, perché già partiamo dai laboratori dei più piccoli, con le attività con le scuole, comunque di promozione della lettura, per far avvicinare già da bambini i nostri cittadini a quella che è la lettura, nonostante ormai la tecnologia e la rete spopolino, però è giusto che si abituino anche a leggere un buon libro. Grazie Assessore. E allora noi adesso vogliamo iniziare subito questa serata, che è davvero molto, molto intensa. Soltanto qualche numero anche su questa premiazione, o meglio sul concorso. Hanno partecipato 206 scrittori da tutta Italia. Sono 5 le sezioni a concorso: racconti brevi in italiano, poesie in gallurese e logudorese, racconti brevi in gallurese e logudorese, racconti junior, e novità di quest'anno, racconti brevi per bambini in italiano. E vogliamo iniziare presentando la giuria, davvero d'eccezione come ogni anno, presieduta da Francesco Pala. Nato a Nuoro, laureato in filosofia, ha pubblicato 3 romanzi: Rosso a 5 punte, Io della vita non so nulla e DDR Dominio della resa. Ha diretto poi dal 2010 al 2015 la rivista di studi filosofici, giornale critico della storia delle idee, e nel 2014 ha pubblicato il saggio di Filosofica del fascino, e in precedenza saggi di tipo filosofico. Complimenti Presidente. E poi abbiamo Luana Scanu, laureata in lettere moderne, è una trainer e coach certificata, lavora a Olbia dove vive da 3 anni, da sempre appassionata di lettura e scrittura. Nel 2009 ha fondato la casa editrice Volta alla Carta, progetto andato avanti per 6 anni. Da circa 5 anni organizza corsi di scrittura creativa e percorsi di coaching per aiutare potenziali scrittori a ideare e sviluppare il loro progetto narrativo. Davvero complimenti anche a lei. E poi abbiamo
abbiamo Antonio Canalis, originario di Ozieri, laureato in Scienze del Territorio e Pianificazione, svolge l'attività di libero professionista, vanta collaborazioni con giornali e riviste ed è segretario fondatore del Premio di Poesia Sarda Giuseppe Clavia Lachesinu. C'è anche quello, certo, di Mores, e anche del Premio di Ozieri, al quale lui naturalmente tiene tanto. Complimenti anche ad Antonio Canalis. E poi abbiamo Quintino Mossa, vive a Palau, laureato in pedagogia alla Cattolica di Milano ed è stato docente e dirigente in Argentina. Di lui afferma che si interessa di cose sarde. Il suo curriculum vanta numerose pubblicazioni su tutto ciò che caratterizza il nostro territorio. L'ultimo lavoro di cui si è occupato riguarda un gesuita tempiese che muore martire in Patagonia. Complimenti anche a lei, 300 anni fa. E poi abbiamo Paolo Russu, da sempre appassionato di cultore delle nostre tradizioni, in particolare della poesia in tutte le sue forme e varianti, socio fondatore della Consulta Intercomunale Gallura. Scrive in lingua gallurese poesie e racconti, ha partecipato a diversi concorsi letterari ottenendo numerosi riconoscimenti e premi. Davvero complimenti anche a lei. Insomma, questa è la nostra giuria. Hanno svolto davvero un lavoro molto impegnativo e hanno lavorato nel più completo anonimato. Loro infatti non conoscevano e non conoscono ancora i nomi degli scrittori e dei poeti, perché ai lavori è stato attribuito un codice e un numero, quindi loro hanno giudicato in modo anonimo le opere. Quindi le scopriremo insieme questa sera. Iniziamo subito ricordando però che ai vincitori verrà consegnata una targa, ricordo di questa serata, le loro opere verranno pubblicate in una raccolta antologica e in più vinceranno anche dei premi in denaro, ovvero il primo classificato vince 500 euro, il secondo 300 euro e il terzo classificato 200 euro. Quindi è il momento di iniziare con la prima sezione, racconti brevi in italiano. Vi leggo i finalisti. Sono in ordine sparso naturalmente. Domenica di Elisa Crosta, proveniente da Roma, La Via della Vita di Agnese Francesca Poli, Tavernerio, Limone di Pier Giuseppe Branca, Sassari, e Quota 1800 di Paolo Borsoni, Ancona. Quindi è il momento di vedere chi sono, di scoprire insieme i vincitori, quindi è il momento di portare la busta. E quindi lo scopriremo insieme. Ce la porta Giulia. Elisabetta ci porta la busta, quindi la scopriamo insieme. Allora, iniziamo dal terzo classificato. Terzo classificato di questa sesta edizione del Premio Letterario Città di Olbia è Domenica di Elisa Crosta, proveniente da Roma. Complimenti. Non è presente, glielo faremo sapere, anzi probabilmente ci starà seguendo in diretta streaming sul nostro canale YouTube. Allora, secondo classificato, Quota 1800 di Paolo Borsoni, Ancona. Ed è presente, complimenti. Davvero complimenti. Allora, per lei, ecco qua, come detto, una targa ricordo. Un commento velocissimo. Vi ringrazio tantissimo e insomma penso che sia un'occasione letteraria di alto livello, è molto partecipata e appunto anche la maniera in cui è stata organizzata, con cui sono state scelte le opere, veramente mi dà molta soddisfazione. Grazie a lei per aver partecipato e complimenti. Allora, è il momento di svelare il vincitore o la vincitrice di questa prima sezione, ovvero Limone di Pier Giuseppe Branca, proveniente da Sassari. Complimenti.
Complimenti, lei è il vincitore di questa nostra prima sezione. Per lei invitiamo l'assessore a premiare. Era impegnata? Ok. Assessore, a lei l'onore di consegnare al nostro vincitore la targa ricordo. Prego. Complimenti. Davvero complimenti. Allora, adesso è il momento di sentire la motivazione. Ringraziamo le Vallette. Naturalmente ringraziamo la nostra Elisabetta e la nostra Giulia. Allora, leggiamo, o meglio, chiediamo al Presidente la motivazione perché questo racconto è stato giudicato il migliore. Pensavo di partire con le motivazioni per il terzo, per il secondo e poi di arrivare al primo. Una considerazione generale da fare sul premio. L'anno scorso il filo conduttore di questo premio era stato la memoria. Quest'anno la rinascita, l'apertura al futuro, perché in sostanza noi nella nostra società in genere tendiamo a dare molto spazio appunto alla nascita e alla fine, però in mezzo ci sono tanti momenti di rinascita, di ripartenza, di riapertura dell'esistenza e questi tre racconti in maniera differente, ciascuno dall'altro, hanno questa caratteristica, ecco, che sporgono verso il futuro. Ora inizierò con leggere la motivazione per il premio di domenica. L'esistenza di Santo declina nella solitudine. È anziano, vedovo, con un figlio lontano che torna a casa di rado. Lascia che i suoi ultimi giorni si posino identici, senza fare rumore, senza intaccare la polvere che avvolge ricordi e speranze. Una patina d'abitudine che si è posata negli anni su gesti e oggetti quotidiani, trasformando il suono dei giorni felici in un sibilo monotono e continuo. Un'occasione inaspettata, però, scioglie la presa dell'oblio e scatena energie sopite. La vita, all'improvviso, reclama i suoi diritti e le sue forze, il coraggio, la cura delicata e forse un'ultima inaspettata passione. Proseguo con quota 1800. Quindi il mistero di una scomparsa, il richiamo di un padre svanito nel nulla senza un motivo apparente, una figlia che non si arrende alla forza di un'assenza lacerante, un percorso intimo alla ricerca di tracce, indizi, che diventa un viaggio in territori in passato martoriati da guerre, in cui era impossibile distinguere la vittima dal persecutore, gli innocenti dai colpevoli. Un viaggio in terre segnate dal ricordo indelebile dei conflitti, che si trasforma in una personale sfida contro il pregiudizio che grava su mondi ritenuti a torto inaccessibili, e porta ad una dolorosa scoperta finale che alimenta un'invocazione di misericordia da opporre alla guerra e all'odio tra gli uomini. Complimenti. E infine Limone, il primo classificato. Trasformare naufragi in approdi, la linea oscura di un mare in tempesta in un orizzonte di speranza, una vita sradicata con la forza in un cammino di rinascita. Ci provano Samir, Prince, Rashid, Aaron e Rami, giovani ospiti di un centro di accoglienza per migranti. Ci provano con l'aiuto di Elias Taras, un ragazzo che diffida del mare e ama la terra. Ama bruciare l'asfalto sulla sua vecchia Vespa 50 Special per correre da Jamila, una rosa del deserto la cui bellezza incarna profumi e colori lontani e sprigiona il fascino di una vita diversa. Un desiderio di rinascita che accomuna tutti i personaggi del racconto, che come Limone, il vecchio furgone Alfa Romeo che Elias Tara restaura con cura, vogliono mettersi in cammino e avere un futuro. Esistenze fragili che resistono, descritte dall'autore con un tratto lieve e appassionato, capace di cogliere tutte le risonanze di un mondo che vuole fiorire in un abbraccio. Complimenti. E desideriamo anche ascoltare almeno uno stralcio di questo racconto vincitore che ci legge la nostra giurata Luana Scanu.
Già dalla metà di maggio, sul pullman che da Tres Lumeras ci portava al liceo di Osa, sentivamo la voglia di mare. Certo, non quello cattivo e terribile che avevamo visto al loro arrivo sui volti dei ragazzi del centro d'accoglienza migranti. Noi, che in 5 anni di liceo forse avevamo imparato a superare l'atavica ritrosia dei sardi verso il mare, ora sognavamo acque azzurre, schiume bianche e litorali di calde sabbie dopo un anno di naufragi funesti e mirabolanti approdi davanti alle cattedre dei nostri docenti, su tutte quelle del professor Lampis. Forse lui era l'unico a saper trasformare naufragi in approdi. Ci insegnava con le sue riflessioni sui poeti greci e latini a riconoscere come in una poesia ci fosse una semplice parola comune e si trasformasse sino a non essere più la stessa. Dopo che conoscemmo i ragazzi dello SPRAR, anche le parole approdo e naufragio, insieme a tantissime altre, per noi non furono più le stesse. Finita la scuola e le cene luculiane e i brindisi a Malvasia in onore della conquistata maturità, si impossessò di noi la smania del campeggio e di cercare pinne, occhialini e boccagli, teli da spiaggia, bikini variopinti. Però Samir, Prince, Rashid, Aaron e Rami non avevano bisogno di abbronzarsi e pur conoscendo la parola spiaggia non la usavano quasi mai. Erano arrivati ai primi di maggio, ma al mare non c'era verso di farceli andare. Lo guardavano da lontano, scrutando l'orizzonte al tramonto. Ma dopo un attimo, con fare repentino, distogliendo lo sguardo, estraevano il cellulare dalla tasca dei jeans e vi si tuffavano a capofitto. Nessuno dei nostri compagni di classe avrebbe potuto rinunciare all'idea di 15 giorni di campeggio. Si sapeva però che almeno 2 di noi non ci sarebbero stati. Una era Jamila Labiad, che da sempre d'estate seguiva il vai e vieni dei suoi genitori per i mercatini estivi del territorio. L'altro era Elia Taras. Se la nostra euforia ormonale di adolescenti appena diplomati anelava alla meritata soddisfazione di metterci tutti a culo a modde, per Elia valeva la smania contraria di tenere quella parte di sé bene in sicco, tutt'altro che esposta ai venti che incrociava in sella la sua Vespa rossa. Gli amici di Elia avevano provato innumerevoli volte a convincerlo, consapevoli che non ci sarebbero riusciti. Sapevano che non li avrebbe mai raggiunti a Sa Lumenera. Aveva aspettato l'estate per concludere nel cortile dell'autocarrozzeria paterna i lavori di restauro del suo furgone Alfa Romeo F12 minibus. Lo aveva rilevato dal parco macchine del comune per la cifra simbolica di 50 euro e da più di un anno vi lavorava alacremente per rimettere in piedi con un restauro accurato un veicolo che per lui aveva un grande valore affettivo. Era infatti lo stesso che svolgeva il servizio di scuolabus comunale per gli alunni delle frazioni rurali quando lui frequentava le elementari. Salvarlo dall'incuria del tempo e riutilizzarlo da adulto sarebbe stata per lui una grande soddisfazione. Grazie a Luana Ascanu che ci ha letto il brano vincitore di questa prima sezione del premio letterario Città di Olbia. È il momento adesso di andare avanti e quindi di proseguire con la seconda sezione, ovvero racconti brevi in gallurese e logudorese. Vi leggo quelli che sono i finalisti di questa sesta edizione. Agnuledda di Mario Pirrigheddu, Tempio Pausania. Babbai di Vittorio Pinna, Sindia. Unu Sognu di Maria Gerolama Masala, Ittiri. Zigantes dessa Vida di Sandro Biccai, Sindia. Allora, è il momento adesso di scoprire insieme chi sono i vincitori, quindi è il momento di portare la busta. Grazie a Elisabetta. Allora, ecco qua, apriamo la busta e insieme scopriamo i vincitori. Allora, vince, o meglio, si classifica al terzo posto di questa sezione racconti brevi in gallurese e logudorese per questa sesta edizione del premio letterario Città di Olbia, Agnuledda di Mario Pirrigheddu, Tempio Pausania. Davvero complimenti,
Terzo classificato, quindi per questa sezione, per lei, ecco qua la targa ricordo. Ascoltiamo adesso dal nostro giurato Paolo Russu la motivazione per il quale è stato scelto questo brano. Allora ancora buonasera a tutti. Mi viene spontaneo parlare in gallurese, ma so che qualcuno magari non conosce la nostra lingua gallurese, e quando mi capiterà di parlare in gallurese perché mi viene più spontaneo, magari farò la traduzione in simultanea. Ci troviamo di fronte a uno spaccato di vita gallurese dello Stazzo, che è l'elemento forse più caratterizzante della nostra cultura, almeno fino a metà del secolo passato. E ci troviamo in una situazione che mi ha visto personalmente coinvolto per due aspetti. Uno, la mancanza della nascita di un figlio maschio che serviva per essere ancora il re dello Stazzo, colui che avrebbe dovuto curare le terre e il bestiame, le culture e il bestiame. Quindi una casa di figlioli femmini, tutte figlie femmine che arrivavano, si aspettava questo figlio maschio perché era necessario, servivano braccia da uomo per lavorare alla campagna, allora non tanto meccanizzata anche. E ci troviamo di fronte a un momento in cui si sta abbandonando lo Stazzo, perché i figli, contrariamente a quello che esprimeva il padre, dicevano: ma cosa ne fai a Bali? Non è che, dice, tu quello che si produce nello Stazzo lo compri la bruttea, lo compri nel negozio, perché ti stai intestardendo su questa cosa? Che noi lo Stazzo lo teniamo per farci una scampagnata la domenica, per questo scopo qua. Lui dice: ma guarda che è la terra che ha fatto sempre vivere l'uomo e non siamo lontani da tornarci, ammoniva. Ora mi sono ritrovato proprio personalmente, perché io sono il settimo figlio dopo 6 figlie femmine e mi chiamo Paolo perché mamma aveva un voto per San Paolo dei Monti se avesse avuto un figlio maschio. Quindi mi sono trovato esattamente in quella situazione. Poi mi sono trovato in una situazione dove si spopolavano le campagne. Io sono nato nel 1955 e fino ad allora io ho avuto la possibilità di coltivare l'ultimo campo con i buoi, ad arare la vigna per altri 4-5 anni con i buoi, per passare poi al discorso della meccanizzazione. Quindi questo mondo è un mondo di verità, non è un mondo inventato. Qua magari c'è la drammatizzazione del tutto, il padre che non vuole l'ultima arrivata ancora figlia femmina, Agnuledda appunto, che dà il titolo al racconto, questa non la voglio manco idea, questa non la voglio manco vedere, che viene affidata appunto a un'altra famiglia di parenti, tenuta, allevata bene, comunque senza l'affetto del padre e della madre, che a distanza comunque, e dei fratelli la volevano. Si usava anche all'epoca punire stedi la Ianna, si prendeva il bambino, si metteva alla porta di una persona benestante che l'avrebbe curato. In questo caso è rimasto in famiglia. Alla fine arriva questo benedetto figlio maschio, dopo voti a tutti i santi e preghiere, arriva questo figlio maschio. Purtroppo questo figlio nasce con una malformazione, con un problema genetico, ed aveva necessità di un trapianto. Non trovano nessuno compatibile fra i fratelli. Per intuizione di uno dei fratelli dice: ma è Agnuledda. Agnuledda era compatibile. Agnuledda fa la donazione, fa la riconciliazione con il padre, che va ad abbracciare la figlia, però il bambino rinasce e quindi abbiamo il nuovo erede dello Stazzo per tutta la contentezza del padre, ma Agnuledda muore. Quindi questa fine drammatica forse vuole sottolineare proprio il valore della vita a tutti i costi, a prescindere da Stazzo o non Stazzo, dal genere, e quindi questa fine forse era necessaria per sottolineare ancora questa barbarie, questo voler rifiutare una nascita soltanto perché era femmina. Quindi anche un bell'insegnamento sotto questo aspetto qua. Poi il racconto, per linguaggio usato, per estensione del racconto, per ritmo proprio del racconto breve, diciamo che rispetta tutti quanti questi parametri ed è scritto in un ottimo gallurese che ho apprezzato, anche se magari c'è qualche variante che non è propria dello Stazzo ma più della cultura cittadina, ma posso anche capire che ci sia questa inflessione più della città che della campagna, ma la sostanza è tutta verità. Non vi dico altro del racconto perché è giusto che ve lo possiate godere voi, e vi ringrazio e complimenti ancora a Perrighedde.
Grazie, grazie, davvero ancora complimenti. Quindi noi adesso... Ecco qua. Prego. Allora, noi andiamo avanti, quindi per svelare quello che è il secondo classificato della sezione Racconti brevi in gallurese e logudorese, ovvero Gigantes dessa vida di Sandro Biccai Sindia. Complimenti. Complimenti. Anche per lei gli organizzatori hanno pensato ad una targa ricordo, ecco qua, che le consegna la nostra Elisabetta, davvero complimenti. Allora, qualche parola anche su questo racconto. E allora noi... Sì, Gigantes dessa vida. Riusciamo a dire due parole brevemente perché abbiamo ancora tanti premiati, tanti premi da dare, se fosse possibile. Ci siamo compresi. Allora, Gigantes dessa vida è un raccolto molto toccante, diciamo per argomento trattato anche un bel esempio di vita. Tratta di un dramma, di un incidente stradale dove muoiono i due genitori e rimane gravemente ferita una figlia, alla quale viene amputata una gamba. Questa ragazza comunque è una ragazza molto vitale, che viene allevata poi da una zia, mi pare, vero? Da una famiglia viene allevata, sì. Praticamente diventa un atleta molto brava, partecipa alle Paralimpiadi e sta per arrivare a vincere, arriva agli ultimi passi, come capitano nei drammi dello sport, questa ragazza cade. Lo zio quasi sviene perché dice: questa adesso si dispera, questa chissà cosa gli è successo, si è fatta male. Invece lei si alza, se ne va a fianco alla parte, diciamo non tribuna pubblico, ma dove sono appartati gli atleti, rimane a campo, a bordo campo, applaude tutti gli altri concorrenti e dice: ma ci sarà la prossima volta, c'è anche quest'altro tipo di gara, vedrai che ce la faremo ancora. E praticamente quella che doveva essere consolata è quella che va a consolare lo zio e dà una bella lezione a tutti quanti noi. Grazie al nostro giurato Paolo Russo per questa motivazione. Complimenti al nostro secondo classificato. Allora, è il momento quindi di svelare il vincitore della sezione Racconti brevi in gallurese e logudorese per questa sesta edizione del Premio Letterario Città di Olbia. Si tratta di Un sogno di Maria Gerolama Masala di Ittiri. Complimenti, complimenti. Davvero complimenti. Allora, anche per lei, ecco qua la targa ricordo, prima classificata di questa sezione Racconti brevi, la vedo molto emozionata. Tanto, grazie. Adesso diamo la parola alla nostra giuria per ascoltare anche uno stralcio di questo brano che ha vinto questa sezione Racconti brevi in gallurese e logudorese. Chiedo scusa, però io vengo da un premio che ha 60 anni e praticamente di solito ci aspettiamo che leggano qualcosa i premiati e poi però no vabbè, lei però si prepari, magari dopo c'è qualcosa. Io l'ho trovata una bella descrizione della spiaggia, natura, rena bianca e delle sue figure d'incanto, una pizzina con le stesse caratteristiche, bellissima, sintonia con natura, cavalli, puledri. Stevene si butta nel sonno a visioni stupende e sensazioni che sembrano vere, con una bellissima che lo coinvolge. Al risveglio è felice e compreso, reduce da sogni realtà che lo avvinghiano nel bello, quello vero. La foto ricordo però secondo me migliore sarà con il nostro assessore. Allora, rimediamo subito. Assessore, spetta a lei consegnare la targa ricordo perché insomma questa è una sezione davvero importante. Stiamo parlando della nostra lingua anche, il gallurese, il logudorese, quindi è giusto che diamo il risalto che meriti.
Allora, per questa sezione abbiamo anche delle menzioni speciali, io non so quante siano, abbiamo però una busta per questo momento, quindi vediamo un po' se qualche altro brano, qualche altro racconto è risultato meritevole, anche se non vincitore. E stiamo parlando di Babbai di Vittorio Pinna, Sindia. Complimenti. Quindi in questo caso il suo racconto è stato ritenuto degno di una menzione speciale. Per lei, ecco qua, un attestato che ricorda questo momento. Su mezzo saluto, una che scudo de augurate, saluto a tutti. Queria dare conto di questa parola, come mi soffrimavo, e te grenare, che a me da de sicuro ampelio su significo. Mi soffrimavo caramitas me da noi schini te grenare domus de gianas. È delegata a tra due paraulas, carama, che è sta aposento, e caramotto. Carama, Dio pensia da ora che essere una fatitura di littera in italiano metatesi, e invece no, che è antica questa parola, è legata, come te posso dire, a caramotto. Caramotto sono niccios, intre, sono ragazzi fatto salco, che noi poniamo sul idolo di pedra o dell'inna. E un legato sul lume sono tutti stresi legati a pare e te grenare. Vieni da su greco antico caramma, che grenare volta, arco, botte e gasighin. Dio l'ho fatto, può dare una mano azzurra a questa lingua nostra che rischia di sparire. Grazie, ha ragione, è giusto impegnarsi ancora in questa lingua, perché altrimenti potrebbe scomparire, come lei ha detto. Grazie ancora. E dopo aver svelato i vincitori della sezione Racconti brevi in italiano e Racconti brevi in gallurese e logudorese, è il momento di fermarci per ascoltare ancora della splendida musica, è il momento quindi di Marino De Rosas. In terra di Sardegna una regina, molto amata dalle genti, si sveglia nel suo castello. Splende il sole nel giudicato di Arborea e, fatto sellare il suo cavallo più bello, la regina attraversa le campagne e un paese in festa. Lei, nobile e di origini catalane, ha consegnato al suo popolo la dignità di una lingua ufficiale, la loro lingua, il sardo. La gente dunque saluta e applaude al suo passaggio. È la regina Eleonora. Reina Eleonora.
Grazie e complimenti. Marino De Rosas, che ascolteremo ancora nel corso della serata. Il momento adesso però di andare avanti e presentare, o meglio scoprire, il vincitore. Il vincitore, vediamo se ha vinto, perché per Racconti Brevi Junior c'è soltanto un finalista ed è Il disegno del sogno di Luca Giau Sassari. Quindi adesso chiamiamo la busta, ce la facciamo portare da Giulia. Grazie Giulia, ecco qua. Quindi scopriamo se la giuria ha ritenuto questo brano che ha portato in finale dargli un premio. Vediamo un po'. Allora, vi dico subito che è stato premiato, quindi la giuria ha ritenuto meritevole questo racconto e gli ha attribuito il primo classificato. Quindi complimenti Luca Giau con Il disegno del sogno. Bravissimo, davvero complimenti. Allora ti facciamo premiare dall'assessore Sabrina Serra, assessore alla cultura del comune di Olbia. Ecco, la nostra Elisabetta sta portando la targa ricordo che consegna nelle mani dell'assessore e quindi al primo classificato, ovvero Luca Giau, proveniente da Sassari. Complimenti. Per la sezione, aspetta perché Marino ci hai un po'. No. Per i Racconti Brevi Junior diciamo che meritano 2 parole, nel senso che è bello vedere dei ragazzi giovani che si appassionano e vogliono scrivere e quindi esprimere quelli che sono i loro sentimenti o le loro idee attraverso la scrittura. I ragazzi stanno aumentando, quindi i partecipanti della sezione junior sono sempre di più, sono sempre ancora pochi ma sempre in aumento, quindi siamo contenti che la nostra biblioteca abbia questa sezione perché è giusto dare anche a voi questa bellissima opportunità, quindi grazie per aver partecipato e soprattutto complimenti per aver vinto e grazie ancora alla giuria per aver scelto questo brano. Grazie Assessore per queste parole. Allora, do velocemente la parola al Presidente per così sentire 2 parole su questo brano, ma anche in generale su questa sezione. Sì, una sezione che anche quest'anno insomma ci è piaciuta molto. Questo racconto ci ha colpito perché è un racconto maturo, dal punto di vista, sia dal punto di vista narrativo, quindi per i contenuti, sia dal punto di vista della scrittura. Parla di un ragazzo che si alza una mattina e scopre che improvvisamente il mondo è diventato semplice. È diventato semplice nel senso che come dire, tutti gli ostacoli che caratterizzano la vita di un ragazzo improvvisamente si dissolvono. Va a scuola e la professoressa è improvvisamente gentile, condiscendente nei suoi confronti, i genitori hanno una vita serena, rilassata, però appunto il racconto corre verso un capovolgimento della situazione alla fine. Perché? Perché in realtà il protagonista sente il bisogno dell'attrito della vita, sente il bisogno, diciamo, del contrasto che la vita oppone alle nostre resistenze. Quindi ciò che è troppo facile, ciò che è troppo semplice non aiuta a vivere. Questa è la morale del racconto. Complimenti. Grazie al nostro Presidente Francesco Palla. È il momento adesso di ascoltare uno stralcio del tuo racconto che ha vinto questa sezione Racconti Brevi Junior e legge Luana Ascano. Quella mattina mi svegliai con il sorriso stampato sulle labbra, sgusciai dalle coperte e adocchiai la sveglia. Erano le 8:20 e tra 10 minuti sarei dovuto essere in classe. Mi alzai scattante, come un fulmine, mi lavai e mi vestii. Uscii dalla camera da letto e in cucina trovai mia madre che mi chiese come mai fossi così affrettato. Io la guardai con la bocca aperta, poiché credevo che avrei trovato una mamma infuriata davanti al figlio palesemente in ritardo. Provai a dire: ma mamma, non vedi che ore sono? La prof sarà su tutte le furie. Ma lei mi interruppe e ridendo disse: ma che stai dicendo? Sai bene che ogni ragazzo può decidere a che ora entrare a scuola. Arrivato in classe trovai tutti i miei compagni seduti, ma non vidi la prof.
Così, quatto quatto, mi sedette al mio posto. I minuti passavano, il chiacchiericcio della classe era assordante e la professoressa ancora non si vedeva. Il mio compagno mi disse: ma che hai? Preferivi per caso fare lezione? E prese a ridere, seguito da tutti gli altri. Finita la giornata andai nella mia cameretta e mi sedetti alla scrivania. Non avevo un briciolo di stanchezza, eppure sentivo che più di ogni cosa avevo bisogno di staccare da quel mondo che sentivo a me estraneo e di passare a quello dei sogni. Ma mi prese un capogiro fortissimo che mi costrinse a chiudere gli occhi per qualche istante. Vidi il buio assoluto. Riaprii gli occhi qualche secondo dopo. Ero sdraiato e la sveglia stava suonando. Mi ritornò in mente la sera precedente, ma quella sera era mai esistita? Forse era tutto un bizzarrissimo sogno. Di mondo ne esiste solo uno, in tutti i suoi aspetti, pregi e difetti. Grazie alla nostra giurata, Luana Scanu, che ha letto uno stralcio del brano vincitore di questa sezione Racconti Brevi 1. Ancora complimenti. Allora, noi andiamo avanti perché è il momento adesso di scoprire chi sono i vincitori di un'altra sezione, una sezione molto amata che è quella delle poesie in gallurese e logudorese. Allora, i finalisti sono davvero tanti. Curri Petrumeu di Francesco Tola, Aggius. Innocentes di Sebastiano Cau, Sorgono. Parauli Chinovoni Muri di Giuseppe Tirotto, Castelsardo. Pastoreddu di Pietro De Logu, Nuoro. Prima Chi di Antonio Sannia, Bortigali. Suaredda Ingratta di Giovanni Piredda, Calangianus. Un momento di Gianfranco Garrucciu, Tempio Pausania. Allora, è il momento quindi di scoprire chi sono i vincitori, grazie a Giulia che ci consegna la busta nella quale sono contenuti i vincitori di questa sezione. Li scopriamo insieme. Allora, terzo classificato, quindi terzo gradino del podio di questa sesta edizione per la categoria Poesie in gallurese e logudorese, vince Prima Chi di Antonio Sannia Bortigali. Complimenti. Complimenti. Terzo classificato. La nostra Elisabetta le consegna la targa ricordo per ricordare insomma questo momento. Noi vorremmo anche ascoltarla la sua poesia, se fosse possibile. Va bene. Allora, ascoltiamo quindi la poesia di Antonio Sannia, Prima Chi, che si aggiudica questo terzo posto della sezione Poesie in gallurese e logudorese. Buonasera a tutti. Intanto un grazie alla biblioteca, a chi ha dato il premio, un grazie alla giuria. Poi mi sa narrare poi tema esprimiato, qualcuno me lo deve narrare. E grazie che avete tornato a domo, ma i due senza tre, due esprimo, sono adesso, andrà bene, insomma, quindi a Sabine. Mi pare che la poesia mia viaga, perché questo è uno viagare in mano. Buona legge. Grazie. Io di solito il mio lettore di fiducia, ma questa volta pensavo ci fossero gli attori come l'altra volta, e me. Dal prodotto a chilometro zero. Prima che salaras se affrittas che si gerru, si coccan in sosogros, gioco di lugas e colores, mi chiedo primare a timmirare, sognare e dormire in tre attie, e spigarrano, pane e madrighe e cadadie. Prima che suentu, sa sonar desumare, a monte sa gestigas lassadas in sarenal desamore, che zancorolare con araldi di viore, che posona in s'orizzonte, intre sosino d'ou che spregatoria. Prima che si scuru, a monte dosi bramma, che dovesse poter desisu, che nasce in sugoro, tesoro, in tre sagarri dua,
agattare un paro in coa, isteri dell'aru, ue mi volta a riposare. Prima che sa gara si arrugate pranto, rugia passione e donzi lacrima tesa ad una ruve, se noto da brasse che pre la niedda mortale, che zommilli culi lughe che conti cuballen, in saluga al desalbore, dande cose lugore, ai gusto amore nou, chi stentava a chimare. Grazie, grazie, davvero complimenti. Non so se vogliamo dire 2 parole adesso oppure alla fine. Chiedo ai giurati, alla nostra giuria, diciamo qualche commento alla fine su questa sezione. Quindi noi andiamo avanti e cerchiamo di capire qual è il secondo classificato di questa sezione, ovvero si aggiudica il secondo posto della sezione Poesie in gallurese e logudorese Parauli, Chinovoni, Muri di Giuseppe Tirotto, Castelsardo. Complimenti. La giuria ha ritenuto degna e meritevole la sua poesia, che adesso desideriamo ascoltare, premiandola con il secondo posto che le ha consegnato la nostra Elisabetta. Intanto complimenti. Grazie. Grazie per questo riconoscimento. Io è la prima volta che vengo premiato in questo premio, una delle prime in assoluto. No, sono molto premiato, ecco. Va bene, leggo la poesia. L'aiuto. Ecco qua. Paraoli che non vuoi morire. E massimo la notte, quando tutto basa, che accudine a visitarmi come in sciammi d'abba in volo, in cerca di un bugno nuovo. Arruggiano infaddosi che sonne bennicosi e mi bareni trigliati proprio occhi a me. Emmo, hanno ragioni, so che io lo traditori e io viaggio bisato me figlioli con suoni di parole furilteri, ma carica una colpa, pa mandronia, più che pa uno sciuro volontario, pa superficialità, pa ignoranza, o solo perché così tanto s'usava. Parola che ho fatto. Proprio io, che scelto l'immaginario mio e di altri, con chi si paraoli la volta ripudiati, e piano piano in cammino il cudiati, si chende modi e trambi il tralleri. Bulani, ghindani, ma tembeneggiano i dunchendi, pregammi bareni di non dimenticarli, di non arronzarli lo vulzere che ne fondo. Io m'affanno da patturarli, ma già di qualcuna non m'ammento più il nome, di qualc'altra non so che cosa Silvia, di un bè non impara che l'imprenta in Trento all'illusione di una poesia. Ma balta vero solo montialla la parola per mantenerla via? Lo dolore è sapere, ave cossenza, che lo tempo non frazza solo a noi, ma finza che si paraoli che ci impaltani, pa il vanì da voi, mano a mano, commente che del te di lontani, che si che ne alludicci con la sua luce falsa, pur essendo da unicanti molti. Grazie, grazie, questo è il premio. Allora, sveliamo quindi il primo classificato di questa sezione e poi diamo la parola al nostro giurato per un commento, per capire quali sono le motivazioni che hanno portato la giuria, insomma, a scegliere queste poesie. Assessore, la invito a raggiungermi, perché se è d'accordo. Io sono d'accordo, ma chiedo a Marco di venire qui affinché possa consegnare anche lui un premio, perché se lo meritano per il grande lavoro svolto. Io le chiedo però, e allora insieme, di svelare il primo classificato. Chi lo vuole leggere? Lo facciamo leggere al direttore. Dai, al direttore della Biblioteca Simpliciana il compito e l'onore
e l'onere di dire chi è il vincitore della sezione Poesia in gallurese e logudorese. Allora, il primo classificato è Un momento di Gianfranco Garruccio di Tempio Pausania. Complimenti, Gianfranco Garruccio si aggiudica questa sezione davvero sempre molto, molto importante di poesie in gallurese e logudorese. Complimenti. Io ne approfitto anche per dire una cosa, perché noi per 2 anni consecutivi abbiamo partecipato al bando della Regione Sardegna proprio per valorizzare quella che è la lingua sarda e quindi la nostra tradizione. Poi Olbia ha la doppia lingua, quindi ha sia il logudorese che il gallurese. Lo abbiamo vinto per 2 anni consecutivi, ma ahimè non siamo ancora riusciti a far partire lo sportello linguistico, perché nonostante i numerosi bandi che abbiamo pubblicato, e mi rivolgo a voi perché magari ci potete anche dare una mano, non ha partecipato nessuno. Quindi vorremmo che anche la nostra città possa aprire appunto lo sportello, perché assolutamente vogliamo valorizzare quella che è la lingua sia logudorese che gallurese, e finalmente anche Olbia farà partire questo progetto, che è assolutamente una città che merita di avere il proprio sportello linguistico. Quindi se avete qualche suggerimento da darci su chi potrà gestire lo sportello, ben venga, perché insomma abbiamo anche ottenuto degli importanti finanziamenti e vorremmo utilizzarli e spenderli per la nostra città. Grazie. Grazie Assessore, grazie Direttore Marco Ronchi. È il momento adesso di ascoltare la poesia. Grazie, buonasera a tutti innanzitutto. Grazie per questo premio all'organizzazione, alla giuria. Io è la prima volta che partecipo come Tirotto. Credo la prima volta, Giuseppe, no? Ah no, tu no. Ah, la prima volta che vinci. E quindi dicevo, è la prima volta perché non stavo partecipando più. E ho pensato bene di partecipare anche perché ultimamente leggevo e ascoltavo le vostre registrazioni alla televisione e sentivo i messaggi di Maria Teresa ogni anno, li ho sentiti tutti insieme in questi ultimi giorni perché i galluresi partecipassero a questo premio. Beh, credo oggi ci siamo in tanti finalisti e quindi insomma credo che sia un buon auspicio anche per la lingua gallurese. Tanto l'aiuto, e approfitto per salutare Maria Teresa Inzaina, che è stata giurata qua del premio per davvero tanti anni. Grazie per il lavoro svolto, il suo appello quindi è stato accolto, grazie. Allora, ascoltiamo la poesia vincitrice di questa sezione. Un momento. La giusognata mi diolte che stasera ed esse come uso gustato. In un sogno vedeli alle desici d'una trama che m'ha giusagomato. Chi lesse all'occhi tuoi beddi posto innanzi mi pare di stare in lazza a un palcusso, tanto predenti e buio erano subra e poi lo profondo. E che se labbra pentati d'un un riso infaltato e forato allo primo turbamento, pronte paria nello desvelo d'un dolce momento tanto atteso. La giusognata mi diolte che stasera ed esse come uso gustato, in un'agnata minore riparato, accolta a te che mai me lo credia. Mi l'hai strinta la mano ed io a te, tanto che in dareto mai te la ria, torrata te la ria. Perché ne manco tu, la mia mattessi, la sa più lauri. A allunga lo stanti, canto se pudissia, e fa durare un sentimento che poi esprimissi più noia che un attimo, un momento. Grazie. Grazie. Adesso io mi avvicino alla giuria per sentire un commento su queste splendide poesie che abbiamo ascoltato. Non è facile. In generale, qualcosa si può dire di questa sezione? Tanto sono quello più caricotto, non avevano caricato me, ma
Non ho problemi per dire 2 parole per tutte e 3 le poesie, perché quando si partecipa a una giuria il lavoro che si fa è un lavoro profondo, di attenzione, di tempo, di tempistica di lettura, di rilettura in momenti diversi, perché alle volte la poesia così di primo acchito non ti prende, ma poi entri nel merito e trovi altre cose. Ora, intanto una piccola precisazione: ne diciamo sempre poesia gallurese e logudorese, perché c'è questa abitudine di chiamare logudorese tutto quello che non è gallurese, o almeno ci si limita a 3 varianti, si dice gallurese, logudorese, se casomai differenziando con sassarese e poi campidanese. Logudorese non è tutto, perché qua ci sono anche poeti che non sono logudoresi e che parlano una lingua simile al logudorese, che magari ha la stessa radice. Abbiamo anche dei grandi esperti di linguistica in questo, ma è semplicemente una maniera di dire che noi usiamo così, non è che vogliamo escludere nessuno, ci mancherebbe altro. Allora, la terza poesia era quella del momento, del prima chi. Allora, qua c'è un utilizzo rafforzativo dell'anafora in questa poesia. Prima chi? C'è sempre un prima chi, prima che sia troppo tardi per le cose da poco conto, troppo cose per le cose importanti. Alla fine di tutto, del prima chi sia troppo tardi per fare le cose, per apprezzare le cose, prima chi continuiamo questo momento che non finisce mai, perché c'è l'amore che non vuole morire. Questa è la prima chi. Poi c'è l'altra poesia, Parole che non vogliono morire, di Giuseppe Tirotto. Giuseppe Tirotto lo conosciamo molto bene perché partecipa a moltissimi concorsi. Anche questo tema delle parole, ogni tanto mi ritorna in mente anche qualche poesia sua che dice: te le ricordi tu, non me le ricordo io, drummiani vogli d'olaro, eccetera eccetera, no? Che erano le parole in un forziere sotto il mare, eccetera. Qua l'utilizzo della poesia, diciamo che è un mix con una riflessione filosofica sulle parole, perché a un certo punto perde anche la poesia quello che noi vogliamo dalla poesia, che sia sempre e solo unicamente poesia, ma lui va oltre e fa una riflessione più profonda. Dice: ma basta ripeterle le parole, perché non si dimenticano mai. Qua però c'è una cosa molto bella, che è la parola che vince, perché non sono io che sto cercando di non dimenticare le parole, ma sono le parole che mi cercano la notte, quando meno l'aspetto, sento un alveare in testa di questo cosa ridondante delle parole che cercano noi, cioè prima il verbo, come si dice in questi casi. Quindi la poesia è scritta poi con uno stile proprio, ordinato, anche se una poesia in versi sciolti non sconfina mai l'endecasillabo, e questa è una maniera per dimostrare che il poeta conosce la materia anche stilistica. Poi abbiamo la prima poesia, che è quella di Garruccio, una poesia d'amore. Qua è avvantaggiata anche dalla lingua, perché la dolcezza della nostra lingua ben si presta alle poesie d'amore, e Don Baindio è maestro in questo, che poi è il padre di tutta la poesia gallurese. Ci sono 2 aspetti in questa poesia: l'utilizzo dell'anafora utilizzando il verso per intero, mi l'ha immaginato, sognato questo momento, che viene ripresa a metà della poesia. Diceva: come mai ripete lo stesso verso? Questo succede anche nella poesia tradizionale, in quella che noi chiamiamo la catena e quello che noi chiamiamo l'umuttu torrato. Quindi è presa pari pari da quello che è l'uso dell'anafora, il verso intero, nella poesia tradizionale. Per resto la poesia è di un taglio moderno, è costruita a tratti per endecasillabi poi separati, tant'è che troviamo dei versi cortissimi, no? Poi nel leggerli trovi la magia invece della continuità, perché l'endecasillabo che è stato prima smontato e poi quando lo rileggi si ricompone automaticamente, quindi dove stai questa magia. Poi da metà in poi la poesia ha un climax ascendente, un pathos che cresce, di questo attimo sognato ci si è arrivato lì e alla fine manca sempre l'attimo perché arrivi quest'attimo. Questa è la poesia di Garruccio. Grazie. Grazie, davvero complimenti Paolo Russu, che ci ha spiegato quelle che sono le motivazioni che hanno portato i giurati a scegliere
queste poesie tra tutte quelle che sono state presentate in questa sesta edizione del premio letterario Città di Olbia. Ricordo che i vincitori hanno come premio la targa, ma anche un premio in denaro, 500 euro il primo classificato, 300 il secondo e 200 euro il terzo. E poi anche, forse cosa più importante, le loro opere verranno pubblicate in una raccolta antologica. È il momento adesso di proseguire con la musica. Marino De Rosas, è il momento di ascoltare ancora la splendida musica che fuoriesce dalla sua maestria e dalla sua chitarra. Isole, gocce di terra baciata dal vento. Isole, frammenti di lava nel blu d'Oriente e Occidente. Isole, come uomini soli fra grida di gabbiani e biancore di schiuma. Isole.
Grazie e ancora complimenti a Marino De Rosas. Allora, la sezione poesie in gallurese e logudorese non è ancora chiusa, perché dopo i vincitori ai quali abbiamo voluto dare il giusto spazio e quindi godersi insomma questo momento tutto per loro, adesso è il momento di proseguire, perché i giurati hanno pensato di attribuire delle menzioni speciali anche ad altri partecipanti che scopriamo insieme. Allora, li scopriamo insieme e ce ne sono addirittura 4 menzioni speciali per questa sezione poesie in gallurese e logudorese, ovvero Curri Petrumeu di Francesco Tola Aggius, che invito a raggiungermi perché desideriamo ascoltare anche la sua poesia. Complimenti. Svelo adesso anche le altre menzioni speciali, si preparino quindi perché poi vogliamo ascoltare tutte le poesie che sono state ritenute degne di questa menzione, ovvero Innocentes di Sebastiano Cau, Sorgono, Pastoreddu di Pietro De Logu Nuoro, Suaredda Ingratta di Giovanni Piredda Calangianus. Davvero complimenti, un applauso collettivo per questi poeti. Iniziamo con il primo, Curri Petrumeu di Francesco Tola, proveniente da Aggius. Va bene qua. Lo tieno lì? Va bene. Dizia una mamma, Curri Petrumeu, che l'asa non sia entrato allo fagiolo. Palmagnassimo un poco non lo prego, e ne mi pongo tutto parotolo. Rispondono per loro, un rasitto mi pare tutto un trio, non se hai tu il muro e non se scolo. Se volete sapere, penso, può essere pure che sia entrato a volo. Che salta di antendì, l'asino vola, non la di, perché credo che sia vaula. Tu non credi che sia una sola, perché devo scrivere la tua parola? Passato un mine come fa un'agliola, un altro anno di vagina e caula. L'asino le bisogna brinca in scuola, è tempo di spunire carta in tavola. Com'è che devo fare con il perveo, a vacca è entrato lei che sorragliolo. Non le basta, 3 volte al caldurreo e non lo para manco me vedolo. E mica me vedolo, grazie a Dio, con l'asinello si comprende a volo. Sono stati insieme per un anno in treo, carriando linea dallo currantolo. Cara con mare le dubbi caglieo, e non vi vozzo nessuno in miriolo. Non sarà l'asinella di Matteo, che è incevettata peggio di un caprolo? Giammi lo siete dentro al solleo, non mi zicca maccare per incagliolo. Non può brincare un muro perché è greo, forse si è visto di non essere solo. Mi pare che ha ragione Petrumeu che lo muro di notte ha fatto a volo, quando disse un momento di ricreo che ha bisogno ancora di consolo. Ma se vedete lo vaglio di steo a capapparo ma niente fagiolo, o la pruenda se voleva a Deo a capapparo lo stesso pagliolo. Si vi può dare un poco di conforto e da vedere che è solo lo spavento. Para essere mangiato un pezzo d'olto, non mi pare occasione per lo piento. Si piegna solo a dananza lo molto e non mi pare chisto il momento. È vero che è mancato un raccolto, ma in compenso aspettate crescimento. Complimenti. Allora, anche per lei c'è un attestato. Eccolo qua. Allora, per lei, ecco qua questo attestato che segna che insomma la sua poesia è stata ritenuta meritevole di menzione speciale. Complimenti, grazie, grazie. Arrivederci. Allora, ascoltiamo adesso la poesia di Sebastiano Cau, Innocentes. Grazie a Olbia, all'amministrazione comunale, alla biblioteca e alla giuria. E non è la prima volta che vengo in questa splendida città. Quest'anno ho voluto scrivere in rima, calcando però un po' lo stesso argomento dell'anno scorso. Qualcuno in giro per i premi dice
stai inclinando spesso alla tristezza. E allora io rispondo con dei versi che mi sono cari. Da che in su modo sodio il suo pianto, suoi dominatore in tuttue, non potete essere dulci questo canto, ma si regna sapà che s'armonia, come te lo comprende fino a stue, tanto da può cantare s'allegria. Parlo dei bambini del Messico, che sono il simbolo e l'emblema di sofferenze disumane, ancora, innocentes. Lo sbido sospizzinnos innocentes, interrado viventes, insalosa, proissos aurosa, que fiammas de inferro, sempre ardentes. E solos, in san manos de sossaio, de su vile gangaio minetoso, no han abidergoso, ne violedas, in su mese maio. Un mundo mesico dirano, un mundo oceano de vilesa, su humanidade inchesa, est in pampas de venga, fitiano. Fiziguedos, adane desterrados, poveros orfanados da sa mama, in sas dias de gama, grari in tittia, commente astrorados. Pius de dutus uno, espatidore, desizosi amore, de ternura, pegus, de sabrezura, che le porebbe in francas desastore. E segu, a soio drestu, pilor d'oro, tristu che un moro de galera, dolimas in saera, ispargede, anneado esantrecoro. A sanzone minore, dissolente, iscancado repente de sa dita, in sopraglione vritta, una lacrima satira e seguente, e a tutto sul male e sul mondo, gettato in sis profondo de sanneu, sannanghede un ispreu, chiluati da morte, tutto in grundu. Isse non ha dispera e libertade, prite a niuno es frade, e manco vizzu, foras de parentizzu e sfera trista, indigna e caridade. Ma pilor d'oro, dai suoi usolu, pranghe d'indisconsolo miserino, nelle muda sostino sul re che l'ha gettato in tanto dolo, linarda, non de me, de sus carrales, che su manantiales d'amargura apparta si strasura, isolvelis, troveas e morrales. Ma sul re del suo mondo non intendete, e forse non comprendete e te spena, e gasi, sa catena, del suo disterro malo, non li sprendete. Complimenti. Anche per lei questo attestato, sesta edizione 2019, poesia in gallurese e logudorese, menzione speciale a Innocentes di Sebastiano Cau. Complimenti. Desideriamo ascoltare adesso la poesia di Pietro De Logu, Pastoreddu. Anche questa poesia è stata ritenuta meritevole, quindi è stata premiata con una menzione speciale. No, tenga lei. Buonasera a tutti quanti. Ringrazio anche quest'anno la giuria di avermi convocato qui ad Olbia e mi onoro di essere qui presente e di essere stato premiato anche quest'anno, considerando che ho ricevuto il primo premio anche l'anno scorso con la poesia a Turrado. Questa seconda poesia, grosso modo, rispecchia Sassurminas dessa precedente, parla dell'identità sarda, dell'identità persa, della lingua che stiamo dimenticando e perdendo, e quindi anche della cultura sarda, ma soprattutto dell'alienazione l'anno scorso di suo pastoreggio, che è stato licenziato da Ottana e rientra nella sua custodia e non riesce più a riconoscersi, rimane alienato, non riesce più a orientarsi, però in quella poesia dell'anno scorso trovava almeno la speranza di ritornare a bere l'acqua sacrata del suo tempieso, della fontana sacra del suo tempieso. Quest'anno invece si può dire che è l'anno scorso era un canto dolente, quest'anno con Pastoreddu è un canto più doloroso, diciamo angosciante, perché il poeta rispecchia con così nel suo Pastoreddu, non ha più la speranza di ritornare, ma ha perso non solo l'identità, ma non solo raffrontarsi con le cose che trova del mondo, perché chiaramente sono state sovrapposte e dalla colonizzazione che abbiamo avuto per secoli nella Sardegna, ma altresì anche per il capitalismo
che ha trasformato tutto l'aspetto, diciamo, del sardo. E quindi non trova più speranze, addirittura si trova alienato maggiormente, perché chiaramente non ritorna più a Sant'Ichidare, ma addirittura ha perso proprio i connotati completamente. Quindi ascoltiamo questa poesia. Pastoreggio, mai prusso che malone sdostricca e col cardio do zastro o fergio assistranzo su Giorgio e Sabrua. E mai prusso ponzo a fuoco ferchidoso ladro danzones che rispiro di linna. Non prusentoras de cubile de latte salmandras anticas a rubi serradas. E l'amasa e morghiolas non son prusso in istazzo sedulis. Bruno muto all'armurgera manoso, cara e luna e bella me creo, sa serbecheddar masedas, che mi parian salzomaneddar galanas, de su becchinato desizzadas a fura. Oie, Bruno non conosco su bordone e sostentales, che companzia macchiana insaleata essa notte. Solitario de tancas, chi sentito il decoro, mi cantava una volta sorversos tenoriles de cimino e de mossa. Oie, solascurto che ni smartphones e cellulares se sconsoneddar de vasco. Prun antene soddiligo sapore de su tempo spassato, menza salimbanadia. È scambiato e lovato su tempus, e chi nisce so cambiato io puro. Grazie, grazie e complimenti anche per lei. Ecco l'attestato che certifica questa menzione speciale. Complimenti, complimenti e grazie. Ascoltiamo adesso un'altra poesia ritenuta meritevole di menzione, ovvero quella di Giovanni Piredda di Calangianus su Redda Ingratta. Complimenti anche a lei intanto, perché la sua poesia è stata ritenuta meritevole, quindi la vogliamo ascoltare. Non l'ho portato. Buonasera a tutti, intanto grazie per aver organizzato questo premio e grazie alla giuria per il riconoscimento che mi ha attribuito. Io non ho portato la poesia perché, consapevole delle mie forze, mi ritenevo lontano dal podio, quindi non l'ho portato. Invece forse ce l'ho, però grazie. La tecnologia in questo caso ci aiuta. Ecco qua la poesia. È la copia della poesia che ho mandato qui. Allora, sorella ingrata, è ingrata perché parlo di sorella morte, purtroppo. Come una spera, per il sogno si spagli, non arreti l'andera, nottimi stagioni, passò non scalta, carriera non svia. Alla mania la sera, la sua bandiera l'affida alienti, piai procura, siccutti e dolori, a mamma provati, indifeso lucori, carputus arrendi, bramendi la volti, non accansa desigio, chi la posseda, porta alti progetti, ingarreghi tristi, d'ingratto destino. Io mi tieno indifeso alla sua mistai, desecendo il cari che mi si smenticchia, canto manco, ma vicchia dai tempo apricani, pa poter avvocani, pa un allevio in cammino. Ma non voglio spirarmi, perché tutto è segnato, non si può pretendere, quando chiama sorella, bisogna partire. Ed è così, è proprio così. Allora, complimenti anche per lei. Ecco qua un attestato, menzione speciale. Complimenti, complimenti. Siamo giunti all'ultima sezione, ovvero la new entry di questa sesta edizione, racconti brevi per bambini in italiano. Allora, i finalisti sono Il Cavaliere a Dragonia di Vincenzo Sarcinelli, San Daniele del Friuli, poi La storia del lungo viaggio verso sud di Rosario Vitale, Castelluccio dei Sauri, e poi Riflessioni critiche di un cane siberiano, Snorky Svaus di Giuseppina Ascedu Cardedu.
Allora, è il momento quindi di scoprire chi sono i vincitori e quindi grazie Giulia che ci consegna la busta all'interno della quale sono contenuti i risultati. Vediamo un po'. Allora, anche in questo caso abbiamo 3 vincitori, quindi la giuria ha ritenuto meritevoli tutti e 3 questi racconti che sono giunti in finale. Iniziamo dal terzo classificato. Si aggiudica quindi il terzo posto di questa nuova sezione Racconti brevi per bambini in lingua italiana. Riflessioni critiche di un cane siberiano, Snorkis Vaus, di Giuseppina Ascedu. Complimenti, complimenti. Si avvicini di qua. Allora, per lei, ecco qua una targa ricordo che le consegna la nostra Elisabetta. Complimenti, complimenti. Ringrazio tutti, la giuria ovviamente per avermi premiata e tutte le persone che hanno organizzato il concorso e questa serata. Grazie, grazie davvero. Allora, noi andiamo avanti, vogliamo scoprire chi è il secondo classificato di questa sezione. Il Cavaliere a Dragonia di Vincenzo Sarcinelli, San Daniele del Friuli. Allora, sappiamo che non c'è, però ritira Marina Deledda, quindi a lei il compito di portare i complimenti e ritirare il premio, questo secondo classificato, questo secondo posto. Grazie, grazie tante. Allora, il primo classificato, poi lasciamo lo spazio insomma alla giuria per dire 2 parole su questa nuova sezione che è stata aperta e poi ascoltiamo anche un brano dalla nostra Luana Ascanu. Allora, Assessore, la invito di nuovo a raggiungermi perché il momento è solenne, quindi dobbiamo proclamare il vincitore di questa sezione. Esatto, New Entry. So che ci tenevate tanto, chiamiamo anche il direttore, è una new entry, quindi è importante anche dire 2 parole perché insomma so che ci tenete tanto a portare avanti anche questa sezione dedicata ai più piccoli. Sì, perché già erano arrivati dei racconti appunto di questo genere e poi l'anno scorso proprio devo dire la verità, c'è stato un signore che ci ha chiesto e richiesto la possibilità appunto di aprire una sezione di questo tipo e quindi ho detto perché no, diamo anche la possibilità ai bambini di avere un brano a loro dedicato e questo è stato. Grazie. Assessore, allora a lei il compito di svelare il vincitore di questa sezione. Allora, il primo classificato nella sezione Racconti brevi per bambini in lingua italiana è La storia del lungo viaggio verso sud di Rosario Vitale Castelluccio de Sauri. Complimenti! Complimenti! Biblioteca. Eh sì, è un veterano della biblioteca, un amico ormai di questo premio. Consegna il direttore Marco Ronchi. Complimenti. Allora, adesso lascio il microfono al presidente di giuria, Francesco Pala, per dire 2 parole su questa sezione. Sì, allora questa è una sezione nuova, molto interessante, perché? Innanzitutto perché è rivolta a dei lettori molto difficili, i bambini sono lettori esigenti. In secondo luogo perché richiede una capacità di scrittura rilevante. Scrivere per i bambini richiede appunto un tatto, una delicatezza, una scelta del lessico molto appropriata. Tutti e 3 i racconti sono molto belli. Il vincitore ci parla, come dicevo all'inizio, ci parla di una rinascita, perché ha per protagonista una piccola oca che impara a volare ed è una seconda nascita per questo piccolo uccellino che insomma, aiutato dalla madre, sotto l'ala protettrice della madre, inizia le sue prime esperienze di volo.
esperienze che poi culmineranno in un innamoramento e quindi un ulteriore rinnovamento dell'esistenza. Il racconto è commovente, a tratti emozionante e ripeto, lo stile gentile e il tatto dell'autore lo rendono profondo allo stesso tempo. Grazie a Francesco Pala per queste parole che hanno riassunto il motivo per il quale il suo racconto è risultato il primo classificato. Davvero, complimenti davvero. Adesso ascoltiamo dalla voce di Luana Scanu uno stralcio di questo racconto che ha vinto questa sesta edizione. Mamma ha detto che ormai sono grande e devo cominciare a volare. Io ho detto che non mi piace volare e allora lei ha detto non si dicono le bugie. Allora mi è venuto caldo alla faccia. Mi viene sempre caldo alla faccia quando mamma mi sgrida, perché lei è brava e mi vuole bene e anch'io gliene voglio e non voglio mai farla arrabbiare. E ha detto che dovevamo volare tutti insieme, tutti dietro a lei. Io ho chiesto se lo dovevo fare per forza perché non ne avevo voglia e lei mi ha risposto che dovevo fare per forza perché bisogna andare a sud. Io forse ho fatto gli occhi un po' tristi anche se non ho detto niente. Poi lei ha detto che anche a sud c'è l'acqua e che posso nuotare, tuffarmi a fare le capriole anche lì. Poi forse ho fatto gli occhi contenti perché sono diventati contenti anche i suoi di occhi. Complimenti. Grazie, davvero molto bello, complimenti ancora. Allora, noi siamo quasi alla fine di questa nostra serata, di questo momento. Invito il direttore a raggiungermi per un bilancio finale, perché dietro un premio di questa portata c'è davvero tanto lavoro, un anno intero di lavoro, ma la biblioteca non si occupa soltanto di questo premio, l'ho detto in apertura, avete svolto un lavoro davvero straordinario. Complimenti intanto. Grazie. Volevo innanzitutto ringraziare i collaboratori della biblioteca, li vorrei nominare uno per uno. Matteo Micozzi, che è alla regia non solo questa sera ma in tutte le serate che sono state mandate in diretta streaming, ma non solo, è colui il quale fa le locandine, segue le nostre pagine social e quindi grazie a Matteo Micozzi. Ringrazio gli altri colleghi della biblioteca, Mauro Mibelli, Antonello Budroni, Eliana Marotto, Pierluigi Campus, perché tra le altre cose il personale di questa biblioteca non manda avanti soltanto la biblioteca, ma si occupa anche della scuola civica di musica, della gestione della scuola civica di musica, la parte amministrativa, nonché del servizio turismo e spettacolo dal 1° di aprile di quest'anno. E quindi grazie, perché senza la loro collaborazione tutte queste cose non si sarebbero potute fare. Siamo molto stanchi perché è stato un anno molto impegnativo, siamo ugualmente contenti dei risultati raggiunti, spero che altrettanto lo sia, sono sicuro che lo è. Il nostro assessore, e vi ringrazio per la vostra partecipazione, vi invito a rimanere qui perché al piano di sotto c'è un rinfresco con il quale vorremmo salutare sia i vincitori, i menzionati e tutti coloro i quali hanno partecipato a questa serata conclusiva della sesta edizione del Premio Città di Olbia. Grazie. Grazie al direttore Marco Ronchi. Grazie naturalmente, stavo dimenticando a tutta la giuria che anche quest'anno si è fatta carico di leggere e valutare tutti. Sta diventando sempre una cosa più grande. Grazie, veramente un grazie sentito. E grazie a Daniela e a Marino De Rosas, Daniela per la conduzione e Marino De Rosas per le sue performance. Grazie ancora. Allora c'è ancora un momento davvero straordinario, vogliamo ascoltare Marino De Rosas, prima però mentre lui si prepara, Assessore, a lei il compito di chiudere questo momento, davvero molto bello, molto ricco, impegnativo insomma. Sì, intanto anche io volevo ringraziare Marino perché noi ogni anno scegliamo un po' un artista che deve intrattenere questa serata e quest'anno veramente ho voluto chiedere a Marino di partecipare al premio letterario perché si chiama Premio Letterario Città di Olbia e chi più di lui poteva rappresentare la nostra città.
Le attività della biblioteca si concludono qui, però continuate a seguire i numerosi eventi che ci saranno nel periodo natalizio nella nostra città e vi do un arrivederci al 2020 e auguro veramente a tutti un santo e sereno Natale. Grazie. Grazie all'assessore Sabrina Serra, quindi grazie alla giuria. Francesco Pala, grazie a Luana Scanu, grazie a Antonio Canalis, grazie a Quintino Mossa e grazie a Paolo Russo. È il momento quindi di ascoltare la maestria di Marino De Rosas. Vi ricordo poi chi volesse acquistare i suoi lavori, i suoi brani, i suoi dischi sono a disposizione. Quindi questo è un momento straordinario e poi ci ritroviamo per un altro momento un po' più rilassante e conviviale sotto per un rinfresco offerto dagli organizzatori. Qui, dove si incontrano i venti, quelli freddi, tiepidi o roventi, d'Africa, Oriente e Occidente. Qui, dove il respiro non si sente e abbraccia in uno le montagne, dove ogni cosa ride e piange e l'uomo solo ascolta la sua terra come la prima volta. Qui, dove i venti siedono e riposano, dove pioggia e nuvole si sposano, e il cielo è un anello, e la neve è una promessa, e la storia è sempre la stessa. Nemico e fratello si sfiorano e si sfidano, nel bosco vergine, nella vertigine, e ancora più in alto, tra Genna e Silana, nel grande salto verso l'infinito che ti chiama.
Bravissimo. Grazie. Grazie a Marino De Rosas, grazie davvero. Grazie a tutti gli scrittori, grazie a Giulia e Elisabetta che mi hanno assistito in questa serata, grazie naturalmente a tutti voi per essere presenti e ci vediamo sotto per il rinfresco. Arrivederci, al prossimo anno, arrivederci.